Un'intera famiglia di Licata, piazza recentemente balzata agli onori della cronaca nera per varie operazioni, è stata coinvolta in un'operazione di spaccio di sostanze stupefacenti. La famiglia era residente nella zona delle case popolari. L'operazione della scorsa notte ha visto impegnati oltre 30 militari dell'Arma dei Carabinieri, che hanno eseguito 4 misure cautelari disposte dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica di Agrigento. L'indagine si è sviluppata attraverso attività investigative e tecniche con pedinamenti e ha permesso di cristallizzare numerosi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti, hashish, marijuana e cocaina e soprattutto un continuo via vai di acquirenti consumatori protetti da numerose vedette, molto spesso minorenni. Durante l'attività investigativa si è avuto modo di verificare un episodio che ha destato particolare allarme, in quanto uno degli spacciatori è riuscito a organizzare una gestione di stupefacenti a una donna per il tramite del marito, che parlava indisturbato dal carcere di Agrigento, dove era detenuto per altra causa. Sì, uno degli elementi che è emerso dall'attività investigativa è che abbiamo riscontrato un episodio in cui addirittura tramite l'utilizzo di telefoni cellulari entrati illecitamente all'interno della casa circondariale di Agrigento, lo spacciatore che era all'esterno ha concordato una cessione di sostanza stupefacente di tipo cocaina da dare a una parente dei soggetti ristretti all'interno del carcere. Questo sicuramente ha creato un senso di allarme, insomma, in chi operava direttamente. L'indagine nasce a seguito di un'aggressione che sicuramente ricorderete, in cui ci fu una, grande rissa con lancio di oggetti nei confronti di un'abitazione sempre limitrofa alla zona di case popolari di cui parliamo, cioè via Torquato Tasso. Nel mentre delle attività in cui si cercava di riportare la calma, a poca distanza da una di queste abitazioni fu ritrovato dello stupefacente di tipo marijuana nascosto sotto un copertone a poca distanza. L'ipotesi investigativa era quella che venisse occultato lì per poi essere smerciato. Abbiamo iniziato l'attività attraverso un monitoraggio H24 con attività tecnica e pedinamenti, e da lì abbiamo scoperto sostanzialmente l'esistenza di questa piazza di spaccio che riguardava sostanzialmente un'intera famiglia con l'utilizzo di minori spesso non imputabili che facevano sostanzialmente le vedette e avvisavano dell'arrivo delle forze dell'ordine. Quindi quante persone sono state coinvolte nell'operazione e quanti sono stati arrestati? Le misure cautelari eseguite nella notte sono sostanzialmente 4. Ma è chiaro che il monitoraggio H24 ha permesso di aprire una visione molto più ampia, che chiaramente ha descritto uno spaccato sociale in una città come quella di Licata, che necessita il nostro sforzo continuo e senza sosta, anche perché i soggetti interessati dalle vicende odierne sono anche gli stessi che sono stati interessati dalle dinamiche che hanno portato ai fermi per tortura nei periodi scorsi. Ecco. Il messaggio che l'Arma vuole lanciare è che noi ci siamo e possiamo aiutare a creare una terra dove vince la legalità, e dove si sceglie di vivere onestamente. A Licata c'è molte persone che vogliono questo e ce lo chiedono, e noi vogliamo con tutti i nostri sforzi dare una risposta ai cittadini onesti di Licata.